Non so se ti è mai successo di aver bisogno di qualcuno, di aver bisogno di un aiuto, di un supporto e invece poi l'intervento dell'amico si è rivelato un vero disastro. Beh, in questo caso la locuzione napoletana è "vaga p'aiuto e trovi sgarrupo". Cioè avevo cercato un sostegno, una base solida dalla quale ricominciare, ecco, un vaser, un pezzo di pietra grossa come va, invece ho trovato terreno sgarrupato, una sfravocatura che se ne andava. Vaga p'aiuto e trovi sgarrupo. Quando l'aiuto viene richiesto a uno che sta peggio di te, uno che sta in condizioni addirittura peggiori delle tue, in questo caso si usa dire che mi pare che all'incurabile fa bene o Pollerina o l'incurabile fa bene l'Annunziata. L'Annunziata è l'ospedale della Duchesca, quello dei bambini abbandonati, e Pollerina è l'ospedale dei Pellegrini, quello che è alla Pigna Secca a Montesanto. Gli Incurabili è il più antico ospedale napoletano ancora in funzionamento, che ha un nome veramente particolare, Incurabili, cioè solo a Napoli si poteva mettere un ospedale, un home, Incurabili. Scusate, ma chi si è sta a ricoverare in un ospedale che si chiama Incurabili? Quando la situazione va ancora peggiorando, scarto frusce e piglie primero, logo, io pensavo di liberarmi da una carta, infatti la locuzione dal gioco delle carte ne è arrivata una ancora peggiore della precedente. Vaga per fa croce e mi sono ciecato un occhio, che vi devo dire, la situazione è ulteriormente peggiorata. Io avevo chiesto un aiuto divino, volevo fare una croce, né? Io sono talmente maldestro che pure quando voglio fare una cosa buona, ecco, combino un guaio. Vaga per grazie e trovo giustizia. Avevo cercato comprensione, avevo cercato perdono, la grazia. E invece in questo caso, alla fine, invece di trovare grazia e perdono, ho trovato giustizia. Ho trovato quindi la giusta punizione. La situazione è ancora peggiorata. Quando invece le cose cambiano quasi nulla, varie locuzioni. Si chiude stock e si tornato baccalà, ecco, si chiude casce e si tornato bauglie, ecco, come quando, che ne so, un apprendista ha fatto un anno di lavoro però non ha imparato niente, è arrivato a stock e se ne chiude baccalà, cioè tale e quale a come era prima. Sempre in napoletano, quando, insomma, quando le cose vanno sempre peggiorando, vaga per fottere e sono rimasto fottuto, cioè pensavo finalmente, come devo dire, di far valere i miei diritti, di avere gioco facile, invece la situazione si è ribaltata e sono rimasto fregato. Si ribalta la situazione pure in un'altra locuzione che dice vaga per culo e trovo un cazzo. Scusate la volgarità, ma voi sapete che per scopo didattico il turpiloquio è sempre ammesso, non ho bisogno di spiegare la locuzione. E analoga è la frase con la quale vi saluto, che è meravigliosa, che dice "I chievo per fiche e trovai cetrul", cioè andavo insomma a raccogliere fichi e invece acchiappai cetrulli. Qui il doppio senso è evidente ovviamente ed evito di spiegarlo, perché poi alla fine, come si dice a Napoli, vota e gira, o cetrullo va sempre un culo parulano. Ah, la lingua napoletana. A nave cammina e a fava si cosce, fa cavera a mare, vi calisce. Il calendario napoletano del mare 2025, 365 modi di dire legati alla cultura del mare commentati da Amedeo Colella, in tutte le librerie e in cartolibrerie. Quando mare è calmo, ogni strunza è marinara.